Buongiorno a tutti cari amici, vediamo oggi una partita giocata da Magnus Carlsen dove l'ex campione del mondo ci insegna come giocare la Najdorf da nero. Questa partita sarà un eccellente esempio di come ottenere l'iniziativa con la siciliana Najdorf e prima di iniziare voglio ricordare che nell'Accademia Matto Scacco è disponibile un corso per poter affrontare con il bianco questa siciliana che se non sappiamo come affrontarla può mietere molte vittime. Il bianco è Krzysztof Duda, un fortissimo giocatore che tra l'altro un anno ha anche vinto la Coppa del Mondo di scacchi. Carlsen gioca C5, cavallo F3, D6, D4. C per D4, cavallo per D4. Il bianco opta per la siciliana aperta. Carlsen gioca cavallo F6 per attaccare il pedone in E4 e provocare cavallo C3 in modo che il bianco non possa più spingere C4 e non possa più instaurare una formazione Marozzi o catena Marozzi come dicono in inglese, perché per far capire appunto che se il bianco spinge in C4 incatena la posizione nera perché le spinte di rottura in D5 e in B5 saranno molto più difficili. E dopo aver provocato cavallo C3 Carlsen gioca A6, la mossa che dà origine alla variante Najdorf della siciliana. A questo punto il bianco ha molte varianti aggressive, la linea principale è alfiere G5, linea più classica, esiste anche alfiere E3, il cosiddetto attacco inglese. In questa partita il bianco gioca alfiere E2, una delle linee più posizionali. Carlsen gioca E5, cavallo V3, alfiere E7, ora il bianco gioca alfiere G5. Allora, qual è l'idea di alfiere G5? L'idea di alfiere G5 è cambiare il cavallo in F6 per provare ad accrescere il controllo del bianco sulla casella in D5, in modo che il D6 è un pedone isolato, è un pedone arretrato, anzi, e la casella di fronte a tale pedone è debole. Se un cavallo riuscisse a impossessarsi di D5 sarebbe un pezzo molto molto forte. Questa è una delle strategie tipiche del bianco nella Najdorf. A questo punto la teoria moderna consiglia al nero giocare con alfiere E6, Carlsen giocò cavallo C6, mosso interessante. A questo punto Duda giocò donna D3, avrebbe potuto anche continuare subito con il suo piano, in modo immediato giocò donna D3, posponendo diciamo che il bianco sta ritardando l'occupazione di D5, il bianco può anche voler arroccare lungo mettendo al sicuro il re, al sicuro tra virgolette perché il nero potrà attaccare sull'ala di donna ma comunque creando un riparo per il proprio re e accingendosi poi magari a lanciare un attacco pedonale contro il re nero. Il nero gioca a questo punto cavallo B4 ed è molto interessante perché il cavallo in B4 attacca la donna bianca, fa pressione su C2 e accresce il controllo del nero sulla casella in D5, in modo che per il bianco non sia così facile occupare tale casella. Il bianco torna con la donna in D2, H6, obbligando il bianco a decidere il destino di questo alfiere. A questo punto era possibile ritirare l'alfiere in H4 o in E3, ma Duda continua con il suo piano, alfiere per F6, alfiere per F6, e qua Duda commette il primo errore. Duda gioca cavallo D5 affrettandosi a occupare questa casella. Ora qua diciamo che la casella in D5 è debole, ma è debole se il cavallo arriva in D5 come destinazione finale. Se il bianco riesce a piazzare un cavallo in D5 sta bene. Per questo sarebbe stato meglio giocare a 3 in modo da deviare il difensore di tale casella. È vero che il nero avrebbe potuto migliorare leggermente la propria posizione con una mossa intermedia come alfiere G5 che attacca la donna bianca, ma dopo donna D1 il cavallo deve indietreggiare, il nero non ha più mosse intermedie, C2 è sempre difeso e dopo cavallo C6, cavallo D5, a questo punto il cavallo bianco arriva in D5, il bianco si avrebbe una posizione giocabile. Cavallo D5 invece è sbagliata perché qua Carlsen cattura in D5 e a questo punto donna per D5 viene giocata. Donna per D5 è l'unica mossa per provare a mantenere il controllo su D5 e per D5 no, perché l'occupazione di una casella con un pedone implica che non sia più possibile controllarla, il bianco non è più proprietario della casella in D5 perché un suo pedone occupa questa casella, quindi l'occupazione è diversa dal controllo.
una casa forte bisogna occuparla con i pezzi, soprattutto con i cavalli. E in più, ora il nero avrebbe una maggioranza centrale, il pedone in D5 non può più influire sul pedone in E5, in un futuro, non so, il nero potrebbe anche provare a giocare alfiere G5, F5, provare a creare un pawn storm, a spingere i suoi pedoni, in un futuro, Il bianco gioca quindi donna per D5, donna C7, gioca il nero. Perché? Perché magari si fa pressione sulla colonna C, il bianco arrocca a lungo e il nero gioca alfiere E7. E l'alfiere torna indietro, però l'alfiere difende con efficacia il pedone in D6. A questo punto uno può credere che il bianco stia meglio. Ingenuamente uno potrebbe credere che il bianco stia meglio perché il pedone in D6 è debole, perché il bianco ha la casella in D5. Nulla di più sbagliato. In realtà la donna non è così forte in D5 un pezzo, magari l'alfiere anche in D5 e il cavallo starebbero meglio, ma il cavallo fa fatica ad andare in D5, il cavallo deve muoversi di 2 caselle in diagonale e un itinerario per muovere il cavallo di 2 caselle in diagonale è molto arduo. Andare in D5 implicherebbe un piano molto lungo, spostare la donna, 1, 2, 3, 4, spostare la donna, almeno 5 mosse. Durante il percorso, per esempio quando il cavallo arriva in E3 può essere inchiodato, l'alfiere può piazzarsi in G5 prima che il cavallo arrivi in E3, possono accadere molte cose, il nero può nel frattempo arroccare, giocare alfiere E6, iniziare già un pawn storm con i pedoni, quindi è improbabile che il piano del bianco si realizzi appunto prima del tempo e quindi la casa in D5 non è sfruttabile. Bianco giocare B1, alfiere E6, donna D3, arrocco corto. A questo punto il nero ha un vantaggio perché ha la coppia degli alfieri, D5 non è ben controllata dal bianco, anzi il nero potrebbe anche lottare per rompere con D5 e il nero si accinge a giocare B5, B4, A5, A4 per rompere con B3 o con A3 per appunto indebolire tutta la struttura nell'ala di donna del bianco. Il bianco qua ha optato con F4. L'idea è giocare F5 e se nero cattura provare ad aprire la colonna F. Un'alternativa potrebbe essere H4 per provare a rompere con B5, però qua penso che nero vada a stare bene. Il nero può star bene sia giocando B5, perché su G4 non succede nulla, si continua l'attacco e secondo me è molto efficace l'attacco del nero. Anche torre FC8 è molto interessante perché si fa pressione su C2, la donna ora non può andarsene e si vuole continuare sempre con B4, A5, A4 e se il bianco continua con il suo attacco il nero potrebbe anche prendere il pedone in G5 e su torre G1 alfiere F6 e il re potrebbe anche scappare in E7, l'alfiere difende efficacemente G7, il nero ha un pedone in più, il re potrebbe emigrare al centro ed è molto difficile da attaccare il nero e il nero si accingerà appunto a creare un controgioco, no? Quindi in caso di un attacco con arrocchi contrapposti non sarebbe facile sfondare per il bianco. Un altro piano per il nero poteva essere anche, a parte lanciare i pedoni con B5 eccetera, iniziare a fare pressioni lungo le colonne C e D e se il bianco gioca con G4 si potrebbe anche iniziare tipo con D5 spalancando il gioco, perché tipo se per D5 alfiere per D5 si attacca la torre su donna per D5, segue donna per C2, scacco e donna per E2, il nero guadagna il materiale, apre il gioco, attiva i pezzi prima ancora che l'attacco del bianco possa iniziare, quindi il nero starebbe già meglio. F4 è stato il tentativo di Duda, Carlsen prende in F4 e cavallo D4, appunto questo era l'idea del bianco, attivare un po' il cavallo. Ora il nero ha un pedone in più ma non ha fretta, il nero gioca alfiere D7, preferisce appunto il nero impedire cavallo per E6 che danneggerebbe leggermente la sua struttura. Bianco si accinge a recuperare questo pedone, a questo punto il nero non prova, se il nero provasse a consolidare il pedone, se il bianco potrebbe anche rinunciare a recuperarlo, gioca G3, apre la posizione, Carlsen gioca una manovra eccellente, gioca alfiere F6. Cede il pedone in F4 ma poi piazza l'alfiere in E5 creando una conformazione molto efficace. L'alfiere in E5 e il pedone in D6 si difendono reciprocamente. L'alfiere è anche estremamente attivo lungo queste due diagonali, fa pressione su B2, H2 difende G7, oltre a guadagnare un tempo sulla torre bianca. La torre torna indietro, Carlsen sta già meglio, probabilmente qua avrebbe potuto anche iniziare già
il pawn storm, l'attacco pedonale con b5 eccetera. Ma gioco 4 re c8 che va bene, una delle mosse che fa parte del piano. Ora tra l'altro una delle idee è catturare in d4, deviare la donna, cioè l'alfiere è un po' più forte di questo cavallo, però si devia la donna da c2 con attacco doppio contro l'alfiere del bianco in e2, il re del bianco. Il bianco gioca quindi c3. Cosa sarebbe successo se il bianco avesse spostato il cavallo in f5? È una bellissima combinazione con cui Carlsen si sarebbe portato in vantaggio. Punto esclamativo alfiere b5 attaccando la donna bianca. Se la donna si sposta, qua un bellissimo sacrificio, donna per c2. Uno può dire perché questo sacrificio. Apparentemente si sacrifica una torre, cioè donna e torre per donna e pedone. Il punto è che la torre sta creando un attacco doppio, quindi se il bianco giocasse la mossa intermedia alfiere per b5, torre per b2 vince, perché poi su re 1 si cattura in b5, addirittura con quasi matto, no? Perché il re non può muoversi, si può giocare l'autoinchiodatura, dopodiché il nero guadagnerebbe minimo un pezzo della partita. E su re c1 il bianco sarebbe praticamente in una rete di matto, no? Il bianco para gli scacchi sulla colonna C e poi riceve matto. Ecco, in caso di, quindi ricapitoliamo la combinazione su cavallo F5, alfiere B5, donna D2, donna per C2, re per C2, il bianco momentaneamente una torre in più, una torre per un pedone, ma il nero prende l'alfiere in E2 con un attacco doppio oltretutto, e quindi in questo modo, un attacco doppio, mi è venuta male la freccia, in questo modo il nero andrebbe meglio perché il nero recuperato l'alfiere, recupererà la qualità, quindi recupererà la torre intera con vantaggio schiacciante. Quindi la posizione è catastrofica per il bianco potrebbe attaccare l'alfiere, a questo punto si prende, torre per d1, ora torre c8 scacco, re b1, ora si gioca re f8 avvicinando il re al centro e evitando il doppio. In caso di cavallo per d6, torre d8 inchioda il cavallo e vince la partita. Il nero un pedone in più e alla lunga sicuramente Carlsen vincerà la partita. Per questa ragione Duda non ha giocato cavallo f5, non ha spostato il cavallo. Per questa ragione Duda non è nemmeno tornato in b3, sempre per alfiere b5, donna per c2, ha giocato c3. c3 è una triste necessità che crea un appiglio nella propria struttura. Ora b5 è ancora più forte, il nero vuole preparare magari a 5 b4. Ora il bianco gioca cavallo f3. Cavallo f3 è una mossa intelligente perché attacca l'alfiere, minaccia cavallo per e5 e su d per e5 donna per d7, guadagnando l'alfiere in d7. Il cavallo f5 non avrebbe avuto obiettivi, alfiere e6. Ora l'alfiere difende magnificamente g7, d6, il nero vuole continuare con a5, b4, aprendo le linee, le diagonali, le colonne contro il re bianco e creando un attacco decisivo. Notare che il pedone in d6 non si può prendere per torre d8 e nero vince. Quindi il bianco gioca cavallo f3, alfiere e6, cavallo d4. Ora il nero potrebbe ripetere, con alfiere d7, ma Carlsen non vuole, gioca alfiere c4, migliorando il proprio alfiere, che attacca ora la donna in d3. La donna si muove, donna f3, ecco, e a questo punto, ecco qua Carlsen secondo me ha avuto troppa fretta, perché ricordiamoci che un pedone è troppo un pedone. Carlsen gioca b4 per aprire le linee sacrificando un pedone, cioè sacrificando un pedone per c per b4. Secondo me era meglio giocare donna b7 preparando b4. Se il bianco cambia in c4, torre per c4, il cavallo non può muoversi perché cade e4, il nero vuole giocare b4, prende tutte le linee gratis, in caso di a3 a5 riproponendo la minaccia. Se il bianco prova a evitare b4 attaccando la torre, il nero può giocare semplicemente torre f c8, difendendo la torre preparando b4, e il nero va a stare molto meglio perché non ha sacrificato nulla e sta per aprire la posizione del re bianco con grandissimo vantaggio. Detto questo, dopo donna f3 Carlsen ha avuto un po' di fretta, il bianco accetta il pedone, donna b6, attacco doppio,
questo punto alfiere per C4, torre per C4, cavallo C2 difendendosi. C'è da dire che anche se magari è gioco corretto, col pedone in più il bianco può difendersi e avere una posizione ragionevole, chance di resistere, il nero nella pratica ha un attacco fortissimo. Ora il cavallo in presa, il cavallo viene difeso, donna C6, incrementando la pressione sul cavallo. A questo punto Carlsen aveva sacrificato un altro pedone anche già da prima, il bianco lo prende ora, il bianco prende F7 con scacco e dopo re H8 torna a difendere il cavallo. A questo punto il bianco ha, se contiamo i pedoni, il bianco ha 6 pedoni, il nero ne ha 4, il bianco ha 2 pedoni in più e come se non bastasse Carlsen sacrifica il terzo pedone. Ora probabilmente il bianco avrebbe dovuto armarsi di sangue freddo, giocare B per A5 probabilmente avrebbe potuto resistere. Su torre B8, B3, torre C3, sembra che il nero abbia tantissimi sacrifici, torre per B3, donna A4, poi torre per B3. La posizione del bianco è pericolosissima, però sembra che giocando correttamente il bianco potesse difendersi e che i sacrifici del nero non avrebbero portato oltre allo scacco perpetuo. A3 gioca il bianco in modo più conservativo e ora sì che Carlsen distruggerà la posizione del bianco. A per B4 prendo le colonne, cavallo per B4 cercando di mantenere la struttura un po' compatta, ma ora arriva un sacrificio devastante. Prima di tutto si recupera uno dei pedoni, ora la posizione bianca sta davvero crollando a pezzi. Su cavallo C2 penso che la semplice torre B8 attaccando B2 sia devastante, attacco terribile. Il bianco gioca torre A2, il bianco pensa che il cavallo sia un ottimo difensore, pensa che i suoi pedoni difendono bene il re bianco, le colonne B sono chiuse, ma ora sacrificio di demolizione, torre per B4, 2 punti esclamativi. Il bianco deve catturare la torre, se no avrebbe un pezzo in meno e il nero userebbe tale pezzo in più per attaccare. A per B4 e ora torre A8. A questo punto se il bianco riuscisse a consolidarsi il suo vantaggio materiale sarebbe importante, ma il bianco non riesce. A questo punto il re non può tornare in B1 perché la donna nera controlla questa diagonale, quindi B1 non è possibile. Scacco, il re può solo andare in B3, si poteva anche parare lo scacco con la donna, però non conveniva. Re bianco va in B3, il nero gioca torre B8, facendo pressione sul pedone in B4. La caduta del pedone in B4 sarebbe devastante perché il re bianco sarebbe nudo, sarebbe diciamo alla mercé dei pezzi neri. Il bianco scappa, però a questo punto segue donna per B4 e l'attacco continua a essere fortissimo, c'è un attacco sulle colonne B, A. La posizione è davvero terribile. Se il bianco provasse a scappare dalla colonna seguirebbe donna E4, un attacco condotto in modo devastante. Se il re bianco torna in A2 segue torre A8, re B3 e ora donna A4 matto, controllando tutte le diagonali. In caso di re C1 segue torre A8, ora il re bianco sta per ricevere matto, la donna è forte. Nemmeno scappare con il re aiuta, è davvero tutto finito. Forse si può giocare torre C2, ma il nero vincerebbe in vari modi, per esempio alfiere F6 minacciando alfiere G5 e se il re si sposta poi matto. Una continuazione devastante. Sono per B4, quindi il bianco ha giocato torre C1 e a questo punto attacco fortissimo, donna A4 scacco. Re B1, donna E4, continuando a dare scacchi. A questo punto di nuovo portare il re sulla colonna A porta al matto in poche mosse. Scacco re B3, donna A4, dove tutti i pezzi neri sono coordinati, la torre difende la donna e l'alfiere limitano il re bianco. Bianco gioca torre C2, a questo punto mossa decisiva, Carlsen cattura in B2 con l'alfiere. Cattura in B2 con l'alfiere così che il re bianco non può scappare in C1, il bianco è praticamente paralizzato. Ci sono innumerevoli minacce come alfiere D4 scoperta che attacca la donna bianca e il re. Se il re bianco prova a spostarsi, donna A4, re B1 e donna 1 matto. Duda ha provato dunque a giocare donna F3, offrendo il cambio delle donne,
e ovviamente Carlsen non lo accettò. Don E1 scacco, ora inizia tutta la combinazione. A questo punto, se si parava lo scacco con la donna, inizia una serie di scacchi. Scacco di scoperta della torre in B8, re a 2, torre a 8, re B3. Ora inizia una serie di scacchi travolgente. Notare che l'alfiere impedisce al re la fuga, C3 controllata, su re C4, donna C5 e torre A3 matto. Attacco devastante. Il re bianco è allo scoperto da solo. Quindi in questa posizione, dopo donna E1, bianco ha provato a parare lo scacco con torre D1, ma per sfortuna del bianco, il nero continua. Alfiere di 4 scacco. A questo punto penso che re A2 perda ancora più facilmente, perché sulla colonna A il re bianco sarà molto debole, quindi il bianco prova a giocare re C1 rimanendo vicino alla torre. A questo punto alfiere I3. Ora davvero la posizione bianca sta crollando, il re non ha più caselle, torre CD2 unica mossa, alfiere per D2. Adesso il nero ha anche vantaggio di materiale. È vero che ora la donna nera è sotto attacco anche l'alfiere, ma il nero continua senza pietà la sua serie di scacchi e il re muove e dopo torre C3 il bianco abbandona. Perché il bianco abbandona? Perché minimo potrebbe seguire torre per F3 su alfiere per E1, magari scacchi intermedi, ma anche alfiere per E1, dopo G per F3. Il nero avrebbe trasformato il suo attacco in un vantaggio di materiale che gli permetterebbe di vincere la partita con facilità. Grandissima performance di Carlsen con la Najdorf. Raccomando davvero a tutti di studiare un antidoto contro questa siciliana. Ci vediamo presto con altri video. Alla prossima!